qui abbiamo nuovamente la Presidente della Proloco di San Donato di Piave. Dunque, lei prima mi ha nominato una radio storica qui del territorio, che la ricordiamo tutti, Radio San Donato Veneto Orientale. Certamente è nata a cavallo degli anni 75-76 ed è rimasta attiva fino al 2015. Dopo, logicamente, una serie di cose che sono successe, quello che reggeva è mancato e di conseguenza i ragazzi che erano sempre presenti hanno preso strade alternative, quindi allontanandosi anche dal territorio per lavoro, e di conseguenza la radio è chiusa. E abbiamo anche però vicino a lei, adesso mi giro, un noto conduttore, storico conduttore della radio. Più che conduttore, io facevo il tecnico. Ah, quindi per tanti anni. Tecnico, quindi nella bassa frequenza, alta frequenza. Esatto, dalla bassa all'alta, perché erano gli anni eroici delle radio private in cui si andava in montagna a montarsi i tralicci, le antenne e quant'altro. E io sono entrato così in radio, perché col lavoro che facevo ci serviva uno che rompeva per fare il basamento del traliccio, e da lì sono entrato in radio nel 79. La radio aveva già 3 anni e ci sono stato fino alla chiusura praticamente nel 2015. Quindi ha vissuto anche il periodo del terremoto? Sì, il periodo del terremoto diciamo che è stato diverso, perché io ero militare a quel periodo là, ma l'ho vissuto lo stesso. La radio c'era? La radio c'era, ma diciamo che la Radio San Donato, RSD, aveva un ruolo ben particolare nella città di San Donato di Piave, perché tra l'altro anche il nome diceva Radio San Donato dentro la città, perché era proprio espressione della città. Noi abbiamo cominciato tantissimo tempo fa, avevamo cominciato appunto con la trasmissione dei consigli comunali, con la trasmissione della messa. Io personalmente andavo in giro nel territorio a fare registrazioni e trasmissioni in diretta dei concerti negli anni 80, nei primi anni 80 era tutto un proliferare di concerti di cantautori, di cantanti famosi nella zona, e io partivo col furgoncino, l'antenna, tutta questa roba qua, che era una cosa che piaceva, era una cosa che al territorio piaceva, alla gente piaceva. Le parole che sono state riportate tra l'altro anche sull'opuscolo che ha fatto il gruppo 96 dello storico direttore Alberto Landi, che è quello che nel momento in cui una nonnina anziana ti trova per strada e ti ringrazia perché non ha potuto andare a messa ma l'ha ascoltata per radio, hai già avuto la tua paga. E questo era lo spirito di Radio San Donato. Quando ha chiuso purtroppo Radio San Donato? Diciamo che ha chiuso nel 2015 in seguito a una serie di vicissitudini, nel senso che chi la mandava avanti prima non era gente che lo faceva per professione, si faceva perché ci piaceva, per cui nessuno prendeva soldi, anzi molte volte venivano fuori dal portafoglio, e a un certo punto... Perché ci si credeva nel progetto. Esatto, ma il brutto è che, no, il brutto o bello forse, non lo so, è che ci abbiamo creduto per tanti anni, perché per tanti anni eravamo arrivati a fare un gruppo, una cooperativa che ha acquistato proprio la radio, aveva la proprietà della radio, e avevamo fatto un mutuo per pagarci la radio, perché volevamo che la radio andasse avanti. Ha avuto tante vicissitudini, bisognerebbe scriverci quasi un libro per dire. Nel 2015 chi aveva preso le redini della radio, diciamo che non aveva gli stessi tra virgolette interessi che avevamo noi, e ha deciso di chiudere. Noi non avevamo né i mezzi né il tempo, anche perché si lavorava eccetera, e alla fine la radio purtroppo è andata chiusa. È rimasto solo un gran bel ricordo, questo sì. Ecco, in conclusione quindi possiamo dire che ha svolto un lavoro importante sul territorio, questo possiamo sancire? Sì, sicuramente, e soprattutto c'era una sinergia tra radio, istituzioni eccetera, in cui gli avvenimenti a San Donato erano sempre coperti in qualche maniera dalla radio, e questa era una gran bella cosa. Ricordato prima il discorso dei consigli comunali, diciamo che non succedeva dappertutto che una radio trasmetteva, e si meravigliavano i consiglieri perché c'era poca gente alle sedute, però chissà perché il giorno dopo, la mattina, sapevano tutti cosa era successo, e questo era praticamente il nostro modo di misurare gli ascolti. Grazie molte. Di niente.